Bene, eccoci qua, è tornato Giuseppe Gottardo, scrittore, opinionista, colui che periodicamente ci consiglia libri interessanti. Anche oggi 3 volumi sul nostro tavolo, partiamo da casa nostra, perché presentiamo questo libro di Daria Martelli, More Veneto, per questo dico casa nostra, edito dalla Cleup, casa editrice veneta appunto. Leggo dalla quarta di copertina, in Lorenzo si insinuava un dubbio. Se in quella città non esisteva una setta di Pierrot che perseguitassero i foresti, quello che aveva seguito Ted e quelli con cui aveva avuto a che fare lei erano il medesimo. Chi era? Devo dire, un incipit criptico. Sì, un incipit criptico. Bisogna dare atto a Daria Martelli, che è un personaggio, un professore, stato assistente universitario, documentata sempre, fa un romanzo particolare, ma però che risente della sua logica universitaria. Infatti immagina che questa donna, la protagonista, trovi un vecchio manoscritto, un vecchio libro su cui naturalmente è giusto ripercorrere la realtà. Quando sono ritornato nella biblioteca ho avuto tra le mani un antico libro, ecco, e seduto a un tavolo nel silenzio incominciai a leggerlo e ritrovò le emozioni della volta precedente, cioè di un libro precedente. Ecco, questa signora quasi si siede in un tavolo e vuole rivedere se stessa. E infatti io andai come una lugubre profezia in questo ambiente. Lorenzo, che è uno dei protagonisti, varca la soglia di un antico convento dove aveva sede l'archivio di Stato, perché il personaggio ha bisogno di avere in continuazione aspetti positivi dalla ricerca. Che romanzo è? Ci dice qualcosa in più, insomma? Sì, perché è un romanzo che fa capire come la ricerca universitaria, il ripetere e risentire il mondo precedentemente ritrovato in un archivio di Stato o altrove è importante per noi sempre. Il titolo da cosa deriva? More Veneto, alla moda veneta, alla maniera veneta? Perché ovviamente al costume veneto. La nostra Daria Martelli è una docente universitaria che ha scritto anche nel Gazzettino e in altri documenti cartacei, chiamiamo così, del Veneto, e quindi alla moda veneta che è sì uno che approfondisce, ma allo stesso tempo è spigliato nel partecipare. Secondo lei quali sono le caratteristiche del Veneto? Come definirebbe lei i veneti? I veneti, dalla sua esperienza. Gente tranquilla che devono stare vanno in posizione fetale cioè in se stessi, ma guai toccare un Veneto nelle sue cose importanti, nella famiglia, nella televisione, nella radio, ovunque. Se mi ripassa il libro rifacciamo vedere la copertina, More Veneto di Daria Martelli, un romanzo edito dalla Cleup. Ed eccoci al consiglio dei consigli, generalmente lei tra le 3 scelte ne privilegia una, ed è questo libro, Prima dei Vangeli. Come i primi cristiani hanno ricordato, manipolato e inventato le storie su Gesù, scritto da Bard D. Ehrman e Carocci e la casa editrice. Prima sfogliavo il risvolto di copertina dove è scritto: posto che i Vangeli sono stati scritti alcuni decenni dopo la sua morte, in che modo Gesù è stato ricordato in questo lasso di tempo? Domanda intrigante. Devo ringraziare chi mi ha regalato questo libro, che è poi un mio familiare, che mi ha fatto rivedere come l'aspetto di Gesù, secondo l'autore, non è un cattolico certamente di grande osservanza, ma non ne ha solo importanza, come l'autore vuol far capire che Gesù era sì aspettato come il Messia del mondo ebraico, ma era in realtà un personaggio che doveva per forza venire fuori, cioè essere presente, perché questo era l'ambiente dell'epoca. Ed ecco allora che Gesù è stato rivisto, viene rivisto nel libro, come un personaggio che è già esistito, che deve esistere e deve continuare a esistere. Sia già esistito,
perché indubbiamente Gesù nella mentalità ebraica, ma non solo ebraica, di tutto il mondo, perché parliamoci chiaro, gli ebrei hanno avuto una delle più grandi rivelazioni e rilevazioni della storia religiosa, ma non sono stati gli unici. Pensiamo ai buddisti, pensiamo a altri, pensiamo dopo al mondo musulmano. Ed ecco che in questo libro uno capisce come Gesù è frutto, sì, del cristianesimo, ma è frutto anche di un ambiente popolare e intellettuale che permetteva l'esistere di personaggi che avevano bisogno di avere il consenso del popolo, ma specialmente il popolo aveva bisogno della presenza di un Messia, di un inviato. Lei, in maniera magari non proprio semplicissima, comunque ci ha cercato di spiegare il libro. È un libro difficile, però, insomma. Bisogna avere una certa preparazione, ma vede, molti libri... È un libro di filosofia, di teologia, no, è un libro di ricerca. Uno si vuol capire cosa è stato e cosa è e cosa sarà ovviamente il Vangelo nel futuro, bisogna avere delle capacità di intromettersi anche lì nel mondo preesistente. Che risposta dà il libro a quella domanda che ho posto io, ovviamente leggendola da risvolto in copertina? Cioè, in quel lasso di tempo tra la morte di Cristo e la scrittura dei Vangeli, cosa è successo? Qualsiasi cosa, non è che i Vangeli siano stati scritti subito. Sappiamo che Giovanni, cioè non gli Esseni, che era una comunità a cui partecipava Giovanni, verso il 90 buttano fuori questo libro, che non l'ha scritto Giovanni, ma quale autore può permettersi di dire io ero il prediletto di Gesù? È chiaro che è frutto di un ambiente in cui Giovanni ha maturato la sua esperienza, che era l'ambiente serio. Ecco questo. D'altra parte questi sono i Vangeli. I Vangeli sono stati scritti per mondi diversi. Matteo, Marco, Luca scrivono per ambienti diversi l'uno dall'altro. Matteo scrive per gli ebrei, perché indubbiamente Gesù, cioè la religione di Gesù, il cristianesimo, si diffonde molto tra gli ebrei, prima ebrei che sono in Palestina o della diaspora che sono altrove. Se me lo ripassa, anche in questo caso lo facciamo rivedere, prima dei Vangeli di Bart D. Ehrman, edito da Carocci. Terzo libro della puntata, edito ancora dalla Cleup, fa tornare a casa nostra, al Veneto. Qui parliamo di Torreglia, comune ai piedi dei Colli Euganei. Il libro si chiama Gli anni di Torreglia, 1943-1945, è un racconto scritto da Giorgio Grasselli, che è un avvocato padovano. Ha pubblicato diverse opere in tema di locazioni e diritto processuale, quindi tecniche, e qui è la sua prima opera di narrativa in cui racconta questo paio di anni trascorsi Grasselli nel comune padovano. Molto noto perché va a pesca con, mi pare, delle esche particolari, fatto un pescatore particolare. Ma Grasselli qui è semplice, dice io gli anni 43-45 ero ancora abbastanza giovane, ho vissuto a Torreglia dove si viveva una vita normale. Lascio uno spazio breve per lui perché voglio parlarvi. Ah beh, ce l'ha fatta, vuole parlare del supplemento di Avvenire. Certo, perché il supplemento di Avvenire, che è infinito, è una rivista non stupenda, meravigliosa, dove uno approfondisce. Si chiama Luoghi dell'infinito, con un finale per dire che l'infinito va oltre mezzo O finale. Ma è importantissimo questo libro, perché ogni mese viene edito dall'Avvenire d'Italia e tratta argomenti importantissimi, con una capacità enorme. Riscoprire i sentieri di Francesco, la bellezza e la fede in 20 progetti. Perché? È opportuno sottolineare che Avvenire è il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. Quindi è importante perché se volete leggere l'Avvenire la domenica, è uno dei giornali fatti meglio, impaginato meglio, sull'Agorà è stupendo, le 3-4 pagine che hanno dove. Ma questo che potete chiedere al vostro edicolante è quanto mai
utile, perché ci permette di approfondire cosa eravamo, come prima di Vangeli, l'altro libro, cosa siamo e cosa aspiriamo a essere. Quindi Luoghi dell'infinito, supplemento mensile al quotidiano Avvenire. Ecco, facciamo vedere anche questa copertina, immagino sia l'ultimo numero, e con questo ringraziamo Giuseppe Gottardo, scrittore, opinionista, colui che periodicamente ci consiglia letture interessanti. Grazie, buona lettura naturalmente a lei e a tutti voi. Ci si vede.